Rovi d'erba alta nell'area dell'ex piscina di Mogliano, luogo dimenticato e per questo diventato centro di spaccio, soprattutto giovanile, come dimostra l'arresto fatto sabato sera. Una pattuglia della stazione Carabinieri di Mogliano, facendo un normale giro di controllo anche presso questo parcheggio, ha sorpreso complessivamente 5 giovani con 2 autovetture, i quali avevano destato un attimo di sospetto circa il loro atteggiamento. Dei 5 giovani 3 provengono dal veneziano e 2 vivono a Mogliano. Segni di nervosismo e qualche atteggiamento sospetto e i carabinieri trovano ciò che stavano cercando. Su uno di questi veicoli i militari hanno rinvenuto con una grossa quantità di marijuana, nonché un bilancino elettronico e una terrina di plastica che verosimilmente serviva per contenere la sostanza stupefacente da pesare. Droga pronta alla distribuzione non solo per la marijuana ma anche per un considerevole quantitativo di cocaina. Segnalazione alla prefettura come assuntori per 4 ragazzi del gruppo, mentre il quinto è stato arrestato per detenzione a fine dispaccio di stupefacenti. Un'area diventata difficile dopo la chiusura della storica piscina Rarinantes, sulla quale però il comune ha pronto un piano di rilancio. Ci stiamo lavorando, purtroppo è un processo lungo, si parla di un investimento di 5 milioni di euro perché la piscina va completamente rifatta e stiamo lavorando per un progetto di finanza, un project financing, un partenariato pubblico-privato per raggiungere un obiettivo importante e di cui i moglianesi hanno bisogno. Entro il 2021? Entro il 2021 io conto di vedere già qualche atto amministrativo, diciamo così, che ci ridarà finalmente la prospettiva per avere la nuova piscina in città.